iniziamo la celebrazione con il canto numero 448. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Il Signore è degno d'ogni lode, non si può misurar la sua grandezza. Ogni vivente proclama la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Il Signore è paziente e pietoso, lento all'ira e tenere insieme può tutti. Dio mio, canterò in eterno. Io lodarti, Signore, e dirti alleluia. Nel nome del Spirito Santo, grazie del Signore Gesù, l'amore del Padre e la comunione del Spirito Santo. Miei fratelli e sorelle, secondo il tempo ordinario, il ruolo come salvezza, Gesù Dio, che caso del mondo, la vittoria, la libera e anche la nostra pace. Paolo, per celebrare degnamente questa Eucaristia, allora chiediamo quello che ha sempre il suo perdono. Pietà di noi, mostraci sua misericordia, e onnipotente misericordia, perdona i nostri peccati, la vita. Signore, pietà. Signore, pietà, gloria a Dio, dei pace in terra gli uomini amati dal Signore. Noi ti glorifichiamo, diamo grazie. La nostra sia
Dio onnipotente ed eterno, che governa te, ascolta con bontà la del tuo popolo, torni la tua pace per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Del profeta Isaia. Il Signore mi ha detto: servo tu sei, il sul quale ha parlato il Signore, che mi ha dato eterno per Giacobbe e all'Israele, poiché ero stato onorato dal Signore, era stata la mia forza. E a troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò perché salvezza fino all'estremità. Ripetiamo insieme: ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ho sperato ed egli ha dato mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, un al Dio. Sacri mi hai aperto. Non so per allora vengo. Nel rotolo del libro di fare mio Dio mi legge e nel mio intimo. La giustizia nell'assemblea. Non te lo sai. Signore, io vengo per fare la tua volontà. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Di Cristo Gesù per volontà di Dio e il fratello Soste di Dio che è a Corinto, coloro che sono stati in Cristo santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore Gesù. Grazie a voi e Padre e dal Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Verbo si è ad abitare noi, a quanti il potere di diventare figli di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. E con in quel tempo Giovanni per venire verso di lui disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo, e
ha detto, dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me, io non lo sono venuto all'acqua perché egli fosse manifestato in Israele. Giovanni muore dicendo di scendere come un re, rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare l'acqua mi disse, lui sul quale vedrai discendere e rimanere è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che figlia del Signore sorella di oggi è occupata per intero dalla testimonianza di Giovanni il Battista, la testimonianza grande che Giovanni dà nei confronti di Gesù. Gesù è il Messia che il Padre ci ha donato. La luce vera che illumina ogni uomo, come dichiara Giovanni nel suo prologo, alla sua luce tutto si illumina, la nostra vita, la nostra storia, il nostro futuro con Gesù. Secondo il racconto, Gesù usare la sua vita a Galilea e Giovanni è preso e messo in prigione nella fortezza di Macheronte, costruita da Erode sul tale del Mar Morto. Giovanni è condannato al silenzio per aver osato criticare Erode. Gli aveva detto non ti è lecito con te così la morte. Giovanni infatti morirà in quella prigione nel silenzio e nella solitudine e verrà poi ucciso di spada dalla prepotenza di un grande di questo mondo. Così muore Giovanni, l'ultimo dei profeti, il più grande, colui che ha messo insieme i due testamenti, l'Antico e il Nuovo. Missione particolarissima è stata quella di preparazione del Messia e di il mondo. Io sono la voce, Giovanni, di colui che grida nel deserto, preparate la via del Signore che viene. Io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi c'è uno che non conoscete. Lui sarà colui che il Padre vi manderà come salvezza. Ma viene vedendo venire Gesù, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Gesù è l'agnello di Dio che donerà la vita per la salvezza del suo popolo. Questa espressione di Giovanni, ricca di tanti richiami storici per Israele, indica la persona di
il Messia del fatto uomo per la noi abbiamo bisogno, se vogliamo, salvezza. L'uomo sappiamo ormai come sembra, si crede padrone del suo destino, ingolosito di quello che riuscì nelle sue mani, padrone della sua vita, pensa a una salvezza terrena che gli appartiene, che lui può costruire. L'uomo nel suo orgoglio crede di poter fare senza Dio. E questa è la grande illusione alla nostra fragilità umana. Il Salmo 126 del Salterio ci ricorda questa nostra realtà umana e dice: l'uomo costruisce invano la sua casa. In questo contesto di fragilità Gesù rimane per l'uomo la via di salvezza. L'uomo realizza la sua grandezza seguendo il Cristo, il modello di ogni perfezione, il dono singolarissimo che il Padre ci ha regalato. La testimonianza di Giovanni Battista nel Vangelo è Tito persone di fede in Gesù, testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Giovanni ha visto e ha creduto e ha indicato i suoi come promesso. Però, fratelli miei, anche Giovanni ha avuto bisogno di tempo e fatica. Gesù lo ha invitato a battezzare, mi ha detto: l'uomo sul quale vedrai e rimanere lui battezza Spirito Santo. I tempi della fede sono difficili per tutti e anche Giovanni ebbe bisogno di chiarire i suoi dubbi nei confronti di Gesù. Per questo un giorno alla prigione si trovava, mi mandò al Gesù: dobbiamo attendere un po', sei tu quel Gesù a Giovanni: quello che vedete, dite, i sordi odono, camminano, sono guariti, i morti risorgono e ai poveri è beato che non si vede, beato lui. Giovanni ha capito, sa, quei casi sono la testimonianza che lui si lungamente atteso e annunciato dai profeti ed ora presente storicamente in mezzo a l'agnello di Dio, il Messia Salvatore che il Padre ci ha regalato nella sua gratuità infinita, dono del Padre. Ha ricevuto ogni potere dal Padre e ci può soccorrere
necessità. Solo in Lui l'uomo troverà quella salvezza che unicamente Dio può donare e che inutilmente l'uomo cercherà in mezzo ai suoi simili. Professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo, della terra, di tutte le cose, sì, invisibili. Unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, reale, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, disceso dal cielo, e dello Spirito. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i regni. Credo nello Spirito Santo, il Figlio, con il Padre il Figlio è adorato e glorificato. Ti ha parlato profeti, la Chiesa una santa cattolica. Professo un solo battesimo per il perdono. Egli ringraziamo Dio Padre, Figlio, per purificare Dulci nel suo regno di luce. Preghiamo insieme. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, chiamata come Giovanni Battista a indicare il Cristo, noi ti preghiamo. Il nostro Paese, per le responsabilità politiche e amministrative, noi ti preghiamo. Per i poveri e gli emarginati e per chi è senza lavoro e non può garantire un dignitoso sostentamento della sua famiglia, noi ti preghiamo. Per chi è incredulo e rifiuta la fede in Cristo, per chi di ricche scaturisce, noi ti preghiamo. Preghiamo l'Eucaristia e per tutti i cristiani chiamati a testimoniare al mondo la gioia e l'unità in Cristo. Noi ti preghiamo. Ascolta la nostra preghiera, te lo chiediamo per Gesù, nostro Salvatore. Amen. Benedetto.
Signore Dio, la tua bontà abbiamo ricevuto questo pane del lavoro dell'uomo, lo perché ci da eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Abbiamo ricevuto il frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo per noi, bevanda di salvezza. Come ne pentiti accorgi, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Pregare la nostra figlia possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedegli, o Padre, di partecipare con viva fede ai santi misteri, poiché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo Figlio, si compie l'opera della nostra redenzione per Cristo. Il Signore sia con voi. In alto i nostri. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia intanto amato il mondo da donarci il tuo unigenitore, a tutto eccetto il peccato, la nostra condizione umana, così hai amato in noi ciò che amavi nel Figlio, e in lui servo obbediente, in alleanza, distrutto dalla vita del peccato. In questo mistero, uniti agli angeli santi, proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, 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 Signore dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della Hosanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Hosanna nell'alto dei cieli. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il nostro Cristo. E con grazie lo diede ai suoi discepoli e disse: e mangiate tutti questo, ecco, offerto io per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diepoli e disse: prendetene tutti, questo è il calice della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Vedete? Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, che siamo resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio. Ti preghiamo per il corpo e il sangue, lo Spirito si unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta terra, in cui Cristo ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, presbiteri, diaconi e tutte le persone a te consacrate. Ricordati anche dei nostri addormentati nella speranza della risurrezione, ricordati di tutti i defunti alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Madre di Dio, San suo sposo, Santo Dorinone e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Santo, ogni onore per tutti i secoli, ed ora insieme come Lui, Padre nostro che sei in cielo, sia come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. E non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, Signore, concede ai nostri. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre sicuri nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Gesù, che in te vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi nei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Sangue di Cristo mi guardino per la vita. Canto numero 492. Vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, per le cose che ha detto. Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi. Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose di noi. Vieni di quattro venti e soffia su chi non ha vita. Vieni, Spirito, e soffia su di noi, perché anche noi riviviamo. Vieni, Spirito d'amore, insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, suggerire che Lui ha detto a noi. Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, Dio. Insegnaci a pregare, insegnaci la via, insegnaci tu l'unità. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, sulle cose Lui ha detto a noi. Come potete vedere, c'è reliquia odoricone, è nato in paese in periferia di Pordenone nel lontano 1265. Ancor giovane ebbe la gioia di Francesco di professare la sua regola
e di divenire un ferventissimo sacerdote con una grande ansia, un ardore missionario eccezionale. Partì da Venezia dopo mesi di viaggio, proprio prese il nome l'evangelizzatore, il missionario per eccellenza della Cina e di tutti quei paesi appunto in Oriente. Tornò e morì il 14 gennaio 1300, 65 anni, con Francesco a Udine. E poi, un momento, ecco, le sue spoglie mortali, le sue reliquie, una volta chiuso quel convento, vennero trasferite a Santa Maria della Udine. Proprio ieri sera c'è stata una grande celebrazione eucaristica nel giorno della sua memoria liturgica, anniversario della sua morte. Al termine della celebrazione eucaristica, il celebrante impartirà la benedizione con la reliquia di questo beato, un santo anche presto onorato con il titolo di santo. La causa è già punto. Ecco, chiediamo a Lui che ci benedica, guarisca le nostre infermità dello spirito, infermità fisiche, benedica i nostri cari, i nostri familiari, vivi e defunti, e infonda in noi quel suo grande spirito di Gesù al mondo intero. Preghiamo. Infondi in noi, o amore, perché saziati dall'unico pane del cielo, nell'unica fede, siamo resi un solo corpo. Cristo nostro Signore, vi avvisi, come oggi, beato Dorino, portano la sua memoria liturgica ricorre il 14 gennaio, ossia ieri, per celebrarlo e invocare. Lo ricordiamo e riceveremo la benedizione. Genere del mese, giorno santuari, vi sarà la consueta adorazione eucaristica dalle 17 alle 18. Dal 18 al 3 gennaio settimana di preghiera, nella quale tutte le confessioni cristiane pregano per il raggiungimento della piena unità che è il volere di Gesù. Tradizionalmente si svolge dal 18 al 25 gennaio perché la festa di San Paolo, della Conte di San Paolo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
momento aggiungiamo a questa benedizione, la benedizione particolare con la reliquia di San Todorico. Ricordiamoci che è un friulano, che è il nostro onore. Non ci gloriamo vanamente di quelli che ci hanno preceduto e testimoniati in questo modo in giro per il mondo. Cessione Rico di Pordenone, ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E buona Santo Dorico. Celeste Maria, dolci a noi, pietosa di sguardi tuoi, però sol, o Madre cara, ascolta chi ti chiama, salva, o Maria, chi t'ama, e con te, o Madre dolce cara, ascolta chi ti chiama, salva, o Maria, chi t'ama, e
tutti e li avevano